Benvenuti da Mimo Vita a questa nuova puntata di Green Telling. Ci troviamo in un bosco, un bellissimo bosco di Faggio peraltro, e siamo in Sardegna, siamo proprio in provincia di Sassari, dove appunto ci sono delle belle formazioni forestali. Ve ne parleremo veramente a lungo, perché siamo qui perché si tiene anche il 40° dell'Associazione Nazionale Attività Regionali Forestali, l'ANARF, che appunto porta avanti queste realtà e soprattutto le propone al pubblico. Allora, benvenuti, partiamo con la sigla. Abbiamo detto quindi di essere in Sardegna, però nella Sardegna più sconosciuta, almeno ai più, quella dei boschi, degli alberi. Peraltro qua ci troviamo in un posto molto particolare, vero dottor Casula, direttore di Foresters? Sì, siamo a Forestanela, una foresta storica, demaniale, stata realizzata all'inizio dello scorso secolo, quindi del 1900, una parcella sperimentale di faggio, 120 anni, e che conserva un suo fascino, anche perché, come sapete, il faggio è scomparso dalla Sardegna molto tempo fa. Parliamo della Sardegna forestale. Sì, la Sardegna risulta essere ad oggi la prima o la seconda, a seconda degli ultimi dati dell'inventario forestale nazionale, regione d'Italia con maggiore superficie boscata. Chiaramente l'agenzia Foresters svolge un ruolo molto importante nella gestione del patrimonio pubblico, ad iniziare appunto dalle foreste demaniali regionali, per continuare a tutto il demanio dei comuni che è ceduto in convenzione all'agenzia, e altri terreni ancora che abbiamo in occupazione temporanea per scopi di difesa idrogeologica. Per far capire quanti ettari gestite? Noi gestiamo circa 220.000 ettari di terreno, di boschi sostanzialmente, attuando una serie di attività che vanno dalla gestione ordinaria del bosco a interventi manutentivi, custodia, sorveglianza, miglioramento boschivo, ricostituzione boschiva, soprattutto a seguito degli incendi che ripetutamente hanno imperversato e imperversano ancora oggi i boschi della Sardegna, le campagne della Sardegna. Facciamo attività anche nell'ambito del recupero e cura della fauna selvatica. Abbiamo diverse attività, oltre, che ritengo sia molto importante, l'educazione ambientale. Però oggi il bosco ha anche una funzione importante, quella ricreativa, ma anche quella turistica. Indubbiamente, la cosiddetta multifunzionalità del bosco. Abbiamo detto prima che siamo qui proprio anche per celebrare i 40 anni dell'ANARF, l'Associazione Nazionale Attività Regionali Forestali. Di questo però vi parleremo dopo. Adesso linea a Luca Belotti per il sottolineato. Caro Mimmo, oggi parliamo di COP28. La COP28 è la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si è svolta a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di quest'anno. Il suo obiettivo era di valutare i progressi e le sfide per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato internazionale di Parigi del 2015, siglato da 197 paesi, che si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a limitare l'aumento della temperatura entro 1,5-2 gradi rispetto ai valori, ai livelli preindustriali. Tra i principali risultati e obiettivi della COP28 possiamo dire: primo, il rafforzamento degli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra, con l'annuncio di nuovi piani climatici da parte di paesi come Cina, India, Brasile, Australia e Russia. Secondo, questi paesi si sono impegnati a ridurre la neutralità carbonica entro il 2060 e 2070. Certo, sono tempi lunghi, però insomma si sono impegnati.
Terzo, il lancio di fondo per le perdite e i danni, uno strumento finanziario per sostenere i paesi più vulnerabili, come le isole, le zone costiere, le regioni aride e le foreste. Inoltre si è parlato dell'adozione di un quadro di regole comuni per la misurazione, la verifica e la comunicazione delle azioni climatiche, che garantirà la trasparenza e la responsabilità dei paesi nell'attuazione dell'accordo di Parigi. La premier italiana Giorgia Meloni ha partecipato alla COP28, come molti hanno avuto modo di vedere. Tra le sue principali dichiarazioni e iniziative possiamo ricordare che ha annunciato che l'Italia stanzierà 130 milioni di euro per il nuovo fondo per le perdite e i danni, uno strumento finanziario per sostenere i paesi più vulnerabili e colpiti dagli impatti del cambiamento climatico, in particolare quelli africani. Inoltre ha sostenuto la necessità di una transizione ecologica non ideologica che non imponga costi insostenibili ai cittadini o penalizzi le imprese. Che dire, speriamo bene, un passo in avanti c'è stato. Grazie a Luca Belotti. Adesso però noi siamo tornati in Sardegna, ma ci siamo spostati. Dove siamo, dottor Casula? Siamo alla foresta dei Fiorentini, in largo del comune di Bultei, una foresta storica. Provincia di Sassari? In provincia di Sassari, sì. Qua siamo nella vecchia caserma del Corpo Forestale, del Reale Corpo Forestale dello Stato. Qui c'è la storia della forestazione, della forestale in Sardegna. Chiaramente fa parte anche questo bosco, questa foresta demaniale, della catena del Goceno, assieme a Monte Pisano e a Foresta Nera. Rappresentano un gioiello della regione di Sardegna in campo ambientale e forestale soprattutto. Ma parliamo di ANARF, cioè dell'Associazione Nazionale Attività Regionali Forestali, di cui lei è presidente. Sì, dall'aprile di quest'anno, 2023, sono stato nominato, eletto presidente di questa associazione che compie 40 anni quest'anno, un'associazione che ha come scopo principale quello di mettere a sistema, a rete, tutte le attività forestali che vengono svolte in ambito pubblico tra le varie regioni italiane. Ha un importante ruolo anche in Europa, in quanto è l'unica associazione italiana che è all'interno dell'Eustafor, che rappresenta in seno all'Europa la principale nucleo lobbistico in senso positivo, quindi dei proprietari forestali pubblici d'Europa, appunto. Ecco perché i boschi in Europa sono veramente una potenza. Certamente sì, tra l'altro con crisi energetiche, il ritorno anche all'utilizzo delle biomasse e quindi a una gestione sostenibile del bosco è sotto gli occhi di tutti, ed è importante che ci sia una visione comune, una unitarietà della salvaguardia delle foreste attraverso una gestione certamente sostenibile e multifunzionale. Allora, grazie ad Antonio Casula, il direttore generale di Forestas. E adesso noi però restiamo, come posso dire, in ambito per certi versi pubblico e andiamo a parlare di agricoltura con l'assessore Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura appunto e foreste peraltro della Regione Calabria. Possiamo dire che il 2023 è stato un buon anno per noi, è stato un anno nel quale abbiamo confermato la capacità di spesa dei nostri fondi comunitari. Siamo al terzo posto nella velocità di spesa fra i PSR nazionali, ci precede il PSR della Val d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, che naturalmente hanno molte meno risorse rispetto alle nostre, che nel periodo 14-22 abbiamo avuto a disposizione quasi 1,5 miliardi. Quindi abbiamo dimostrato di avere velocità di spesa. Ma questa velocità di spesa ha generato anche dei risultati, perché i dati sull'export del settore agricolo e agroalimentare ci dicono che nel 2022 abbiamo avuto un più 30% e che nel primo semestre 2023 abbiamo avuto un più 20%. L'agricoltura come si pone all'interno del quadro generale dell'economia calabrese? L'agricoltura ha un ruolo trainante, perché la nostra è una regione dalle terre fertili, è una regione che ha una straordinaria biodiversità, fortemente irrigata e che quindi ha capacità di produzione diffusa. Secondo gli analisti, nei prossimi anni nel settore ortofrutticolo la nostra regione sarà la regione di maggiore interesse nel paese, perché sono tante le OP
anche di fuori regione che vengono ad investire in una regione che peraltro ha già dimostrato nel 2022 di avere un dato sul fatturato che è pari a 946 milioni di euro, quindi un dato abbastanza importante, perché il dato nazionale sul fresco dell'ortofrutta è pari a 5 miliardi di euro. Infrastrutture, agricoltura e a questo punto turismo. La crescita nel fatturato e la crescita anche nelle esportazioni ci inducono a pensare che l'efficace azione di promozione che abbiamo condotto attraverso fiere a livello nazionale e internazionale, attraverso il racconto dei nostri prodotti, abbia dato dei risultati importanti. Ma stiamo anche cercando di costruire un modello di sviluppo che unisca il prodotto territorio con i prodotti del territorio, perché il nostro settore agroalimentare, che è un agroalimentare di qualità, è un settore che riesce a trascinare anche il territorio, che quindi invita alla scoperta di una regione che ha ottimi piatti, dalla straordinaria sapidità, ma che ha anche territori da scoprire con paesaggi fantastici. È l'unica terra nella quale si può vedere il tramonto sullo Ionio e l'alba sul Tirreno, perché è una terra stretta e lunga, perché è una terra che ha borghi fantastici e 4 parchi nazionali, che è una terra che ha beni, perché è una terra che ha beni archeologici e beni storici, naturalistici come nessun'altra terra in assoluto. Riprendiamo la linea qui in Sardegna, nei boschi della Sardegna. Esattamente dove siamo? Siamo nei boschi di Fiorentini, in Gocceano, e in particolare stiamo vedendo la parcella sperimentale del Pavari. E dov'è il Gocceano? Il Gocceano è una regione storica al centro della Sardegna, tra i comuni di Bono, Bultei, Anela. Sì, il Gocceano è anche una zona dove vocata, diciamo, la produzione sughericola. Il sughero è un materiale eccezionale, importante a livello nazionale. Tra le 6 regioni sughericole italiane la Sardegna è sicuramente quella con le maggiori superfici e le maggiori produzioni. Il processo per l'estrazione del sughero? Ma il processo parte innanzitutto dal bosco, quindi un bosco produttivo e sano, resiliente, che genera questo materiale estremamente compatibile, diciamo biodegradabile, diciamo alla base della bioeconomia. Un materiale con il quale si realizzano tappi enologici o un materiale per la bioedilizia nelle industrie di trasformazione sarde o estere. I nostri principali competitor sono i portoghesi e gli spagnoli, ma anche l'industria di trasformazione sarda si sta riprendendo dopo un periodo di crisi, diciamo, del comparto industriale, e questo grazie anche al rilancio, alla crescita del valore del prodotto sughero in questi ultimi anni. E allora come funziona la cosiddetta decortica? La decortica avviene con delle maestranze estremamente qualificate, si chiamano scorzini, sono degli 2 addetti per pianta che tramite delle asce particolari praticano delle incisioni sulla corteccia che permettono di far staccare poi delle plance di sughero dall'albero senza però portare alla morte della pianta, quindi è un'estrazione compatibile con la vita della pianta che viene praticata ogni 10 anni. La formazione e la qualificazione delle maestranze è forse uno degli aspetti principali, perché da lì parte tutta la filiera, e su quello quindi sarà importante investire per evitare che si perdano questo know-how locale legato fortemente alle tradizioni locali. Grazie alla dottoressa Maltoni, ed ora con presidenti e ministri parliamo dell'importanza delle sementi, delle nuove tecniche di evoluzione assistita, cioè della ricerca in agricoltura, della dieta mediterranea e dell'export agroalimentare. La pianta o l'albero nasce da un seme, quindi vuol dire che il seme è l'inizio della coltivazione, è l'inizio di un processo produttivo importante per sfamare il mondo, ma è anche importante per tutelarne l'aspetto ambientale, paesaggistico, ambientale, naturale del paese, perché non possiamo pensare di poter vedere un mondo, un paesaggio dove sia reso tutto incolto senza nessun controllo della coltivazione. Quindi l'agricoltura aiuta a mantenere il territorio, aiuta a preservare il territorio
dai disastri naturali che oggi purtroppo vediamo tutti i giorni, gli alluvioni, i terremoti e quant'altro. Tutto questo può essere aiutato dall'agricoltura. L'agricoltura può essere aiutata attraverso la ricerca che viene trasmessa all'agricoltura tramite il seme. Per questo è fondamentale e importante pensare e capire qual è il valore e che cosa può portare il seme all'agricoltura. Ci sono dei settori dove riusciamo ad investire anche il 20, il 18, il 20% del fatturato, quindi sono investimenti enormi, ma purtroppo ci sono anche settori, vediamo le foraggere, vediamo i cereali, dove la capacità da parte delle aziende sementiere di investire nella ricerca sono molto più limitati perché è il mercato che oggi spesso non dà redditività o non dà quella redditività a questo comparto. Senza una ricerca applicata non si va da nessuna parte. Oggi le sfide sono climatiche, un clima che sta cambiando e questo influenza in maniera negativa quelle che sono le nostre produzioni. È chiaro che se noi vogliamo portare l'agricoltura verso un'agricoltura del futuro che abbia all'interno delle sue specificità, oltre alla produzione di qualità, ma anche un contributo importante per quello che è il clima e quindi la mitigazione climatica, bisogna partire dalla ricerca, dall'innovazione tecnologica e dall'innovazione sementiera. Oggi è un giorno importante perché abbiamo sancito che il viatico del TEA è uno strumento che ci permetterà di essere protagonisti nel prossimo futuro. Una buona agricoltura aiuta anche l'ambiente. Sì, l'agricoltura aiuta l'ambiente perché abbiamo visto che la pianta si nutre di CO2, quindi tutto il ciclo del tema del carbonio, il ciclo dell'azoto. La maggior produttività significa maggior trattenimento di CO2 e quindi questo è un elemento già distintivo che l'agricoltura aiuta l'ambiente, l'agricoltura è vita. Da una parte oggi l'Italia è un grande paese agricolo, ma anche un grande paese che sta mantenendo forte le sue tradizioni, la sua capacità di essere anche innovativa, quindi l'unione tra tradizione e innovazione credo sia la ricchezza più importante che il Serpiri oggi ci lascia. In questa dimensione oggi il recupero delle aree forestali come luogo di inclusione, come luogo di produzione, come luogo economico, come luogo ambientale, io credo che in quella dimensione oggi la foresta assuma un ruolo fondamentale, come anche fu forte il contributo del Serpiri sul tema delle acque. Allora io credo oggi più che mai la storia e l'interazione acqua, natura, uomo, impresa sia un qualcosa su cui le imprese Confagricoltura devono misurarsi con il governo per costruire l'Italia che verrà, perché la più grande responsabilità che oggi noi abbiamo è quella di garantire sicurezza alimentare, ma soprattutto preservare le risorse naturali. Raccontare il passato per parlare di temi attuali e se Enrico Sereni parlò dell'uomo al centro che scolpisce il territorio, Nazareno Strampelli immaginò la rivoluzione verde, come diminuire il consumo di suolo e produrre di più, e noi oggi stiamo mettendo in campo con le tecnologie evolutive avanzate lo stesso tipo di processo che aiuta la sostenibilità ambientale ma anche quella economica e di reddito. E Serpieri mise insieme tutte le norme dell'epoca componendole in uno statuto unico che nel 1923 permise all'Italia di avere una legislazione avanzata che affrontava il tema del dissesto idrogeologico, del ruolo degli agricoltori, della forestazione come produzione ma anche come manutenzione del suolo, e sono i temi di oggi. Made in Italy piace anche la dieta mediterranea che noi abbiamo il diritto di difendere, perché significa tutelare la salute oltre che tutelare la nostra cultura. Non ci piace la carne finta, ci piace mangiare la carne vera, come ci piace mangiare la pasta, come ci piace bere il buon vino, ma chi l'ha detto che il vino, basta parlare con qualsiasi cardiologo per dire che un bicchiere di vino a pranzo, un bicchiere di vino a cena fa bene alla salute, quindi respingiamo al mittente le accuse contro la dieta mediterranea. E riprendiamo qui dalla Sardegna, nel bosco, col professor Farris. Dove siamo cortesemente? Sì, ci troviamo in comune di Lorai, nella subregione del Gocceano, su un sistema montuoso vulcanico in transizione con dei substrati metamorfici tra gli 800 e i 1200 metri sul livello del mare, quindi in un contesto in cui il clima mediterraneo vacilla perché le precipitazioni sono abbastanza copiose non solo nei mesi autunno-invernali ma anche in primavera e in estate, per cui la vegetazione è
di tipo mesofilo, caducifoglio, e quindi abbiamo questi boschi anche di taglia elevata con alcuni individui di quercia, in questo caso roverella, veramente vetusti e di grandissime dimensioni. Parole difficili per dire che comunque siamo in un posto da un punto di vista della biodiversità straordinario, ci troviamo tra Sassari e Nuoro sostanzialmente e però dietro di noi un grande vecchio. Sì, il pregio di queste foreste è anche questo, che un po' grazie alle condizioni ambientali, un po' grazie al modello di gestione c'è un'alta eterogeneità strutturale. In pratica individui di dimensioni colossali convivono con individui più anziani, giovani, giovanissimi, con aree più aperte, radure, pascolo arborato, e questo significa che una quantità veramente importante di piante e animali, ma anche di licheni, di funghi, può vivere in questi sistemi che sono un vero serbatoio di biodiversità mediterranea montana. Che albero è questo che abbiamo detto? Sì, questo che abbiamo detto è una roverella. È proprio una roverella circondata però da aceri minori, da lecci, ciavardelli. Che ha un 600-800 anni. È molto difficile stimare l'età, sicuramente insomma possiamo dire che è difficile pensare che ne abbia meno di 500. E spesso questi alberi qui sono cavi dentro, per cui anche volendo fare una carotina per contare gli anelli è molto difficile. Diciamo che stimiamo non meno di 500 anni. Ecco, diciamo per chiudere sostanzialmente quanto è importante la Sardegna da un punto di vista forestale. Ma la Sardegna pochi anni fa ha ricevuto un premio come una delle regioni più forestate d'Italia e d'Europa. Le nostre foreste, ai noi, sono spesso giovani, sono spesso dei cedui in evoluzione verso la fustaia, perché i cicli di taglio si sono fermati almeno 30-40 anni fa, quindi c'è un tema importante di gestione e riconversione alla fustaia. Però certamente in termini ad esempio di sequestro della CO2 dall'atmosfera è un sistema attivissimo che può solo migliorare le sue performance a beneficio di tutta la collettività. Grazie, e adesso noi torniamo a parlare di giovani in agricoltura. Di conseguenza cosa possiamo notare? Un settore che si sta modernizzando moltissimo e in cui le economie di scala contano moltissimo. Quindi fondamentalmente siamo in un momento in cui la vera figura di imprenditore agricolo, formato, in rete, è quello che noi facciamo come giovani di Confagricoltura, naturalmente fare tanta rete e formazione, è un agricoltore che è più pronto a sfidare l'agricoltura del futuro. Quindi voi vedete l'agricoltura dei droni, l'agricoltura dei tablet. Quindi tecnologia non solo digitale ma anche, perché no, tecnologie genetiche, può tranquillamente andare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Molto spesso purtroppo noi vediamo contrapposte le due tematiche. Noi come giovani di Confagricoltura siamo fermamente convinti che un'agricoltura avanzata tecnologicamente sia anche un'agricoltura che possa dare il contributo più serio alla sostenibilità ambientale. E poi naturalmente un'azienda con ottime performance economiche è un'azienda che può investire sensibilmente in risparmio idrico, risparmio energetico e tutte quelle tematiche a favore dell'ambiente. È ancora la multifunzionalità una delle risposte? La multifunzionalità sicuramente potrebbe essere un'alternativa, va studiata bene, però oggi ci sono aziende agricole anche giovani in Veneto che hanno saputo reinventarsi, hanno saputo integrare a fianco della normale attività agricola delle attività parallele capaci anche addirittura di dare maggiori soddisfazioni di quelle agricole. Siamo qua anche per questo, siamo capaci anche di fare gruppo, misurarci, condividere esperienze nuove per crescere e introdurre nuove alternative in azienda. Una per tutte? Le ipovie, quindi anche tutto quello che ruota attorno al mondo dei cavalli e degli equidi, potrebbe essere un valore aggiunto che le nostre aziende possono cogliere, anche delle opportunità. Riprendiamo la linea qui dalla Sardegna, esattamente da Bono, dove si trova appunto questa bella realtà forestale dell'azienda Forestas della regione Sardegna con il sindaco di Bono. Ecco, quanto è importante per voi questa realtà forestale così significativa? Per noi è un volano importante, può diventare un volano importante per il turismo. Oggi lo è già, ma sicuramente i margini di crescita sono importantissimi, possono essere importanti. Logicamente abbiamo bisogno di strutture, di investimenti, di infrastrutture all'altezza che attraggano e servizi che attraggano i turisti.
Presentiamo Buono. Ma Buono è un paese di 3.300 abitanti, è un paese a trazione agropastorale, è un paese che ha dato i natali a Giovanni Mariangui, è storico rivoluzionario, è un paese vivo, un paese che oggi, come tutti i piccoli paesi dell'entroterra, affronta purtroppo il grosso problema dello spopolamento e cerca in ogni modo di arginarlo. Logicamente non è facile, ma ci stiamo provando. Almeno la risposta più importante allo spopolamento. Proponiamo una giornata tipo da vivere in questa realtà. Ma venendo qui dal continente, innanzitutto abbiamo un patrimonio archeologico importante da visitare, abbiamo comunque i nostri bellissimi boschi, le nostre bellissime montagne. Grazie Sindaco, e adesso dalla Sardegna andiamo nell'Oltrepo Pavese. Siamo un consorzio che copre più di 13.000 ettari vitati, al confine con 3 regioni, l'Emilia, la Liguria e il Piemonte. Questo ci dà la possibilità di avere un territorio molto vasto, un territorio biodiverso, con climi anche molto diversi tra di loro. Da qui l'esistenza di 7 DOC e una DOCG. Che sarebbe quest'ultima? Metodo classico, ADOCG del metodo classico. Oltrepo Pavese è vino rosso, è vino bianco, è pino nero, che può essere vinificato sia in bianco che in rosso, ma è anche quelli che noi chiamiamo vitigni territoriali, quindi la croatina che ci dà la bonarda, in mix con la barbera abbiamo che crea anche il buttafuoco e il dolce sangue di Giuda. Voi come consorzio cosa state facendo per andare oltre o per dare di più? Bisogna sempre andare oltre. Da qui abbiamo lanciato la campagna anche sull'enoturismo, sul vienici a trovare, perché è importante anche conoscere dove vengono prodotti questi vini e conoscere il territorio. Quindi i vostri colli. E quindi le nostre colline, dove è passato anche il Giro d'Italia, quindi sono colline spettacolari da fare anche una pedalata piuttosto che delle passeggiate. E dall'Oltrepo Pavese torniamo in Sardegna. Qui siamo veramente in un posto molto bello perché questo bosco... Dove ci troviamo? Ci troviamo a Montepisano nel comune di Bono, è un territorio gestito dall'ente foreste regionale. Come potete vedere è gestito in modo egregio, è un posto bellissimo sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista ambientalistico. Quanto sono importanti i boschi per la Sardegna? Conosciamo il mare, meno i boschi. È importante l'interno della Sardegna, è importante il bagaglio culturale che porta l'interno della Sardegna. La Sardegna è conosciuta per i mari, ma la bellezza vera della Sardegna è qua, nel suo interno, nei suoi profumi, nei suoi sapori. E intendiamo portarli nelle strutture turistiche, quindi far innamorare i nostri ospiti non solo del nostro mare, ma anche dei nostri profumi, dei nostri sapori. Abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle produzioni che sono delle vere eccellenze. Le stiamo sviluppando e stiamo creando quella microeconomia fatta di tante aziende, di tanti giovani che hanno ripreso a coltivare la campagna. Noi vogliamo che l'interno continui a vivere, a essere vitale, e per fare questo stiamo creando occasioni di sviluppo e con esso ovviamente occasioni di lavoro, perché solo creando sviluppo e lavoro possiamo tutelare l'interno della Sardegna. Grazie, allora grazie all'avvocato Quirico Sanna, perché con lui chiudiamo questa puntata. Allora Mimmo Vita e Quirico Sanna vi salutano, l'appuntamento con Green Telling alla settimana prossima. E Forza Varis.